Vai. Ma che è? Noi vediamo sotto la porta. Va bene, io saluto tanto. Grazie. Via. Senti, io bendato. No che sono loco. Bello. Che bello Gai. Ah, Vai, in buon'ora tanto. sta travolta tanto. Ciao. Saluto. E salute, ciao. Buongiorno ragazzi, allora ho appena pagato il ticket per andare a vedere la grotta, cioè almeno visitiamo l'ingresso della grotta. Questo è il parco con la citazione e qui c'è l'ingresso, il cancelletto. Guardate che meraviglia. Allora, sistema carsico delle grotte Sao e Esuventu, cioè dal sardo significa Sao che Esuventu vuol dire la voce del vento, perché si narra che dentro questa grotta c'è un dentro questa grotta praticamente quando piove, soprattutto quando piove, si sentono questi boati che non sono altro che l'annuncio in arrivo dalla piena dei fiumi. Qui, come vedete, è tutto composto da roccioni. Adesso, come andiamo avanti, vedremo meglio. Ma soprattutto questa è una delle grotte più lunghe d'Europa. La grotta si trova nella bella valle di Lanaitto, in prossimità delle grotte Juventus, Asballas e Corveddu.
Allora, Corbeddu era un latitante sardo, caratterizzata da un ampio ingresso, presente al suo interno 2 laghi e un sifone terminale, 100 metri, che è in comunicazione con la vicina grotta del Juventu. In periodi di alta piovosità funziona da troppo pieno per il sistema carsico Juventus-Gologone. Questa è la pianta. Ecco, qui è l'ingresso dove noi adesso andiamo a vedere. Perfetto. Allora, naturalmente noi vedremo solo l'ingresso perché non ho le competenze per visitare l'interno, però ecco, guardate dove ci troviamo. Va bene. Ho pagato un piccolo ticket di 3 euro e ne vale assolutamente la pena. Allora, qua ci stiamo avvicinando all'ingresso, nascosto da questo albero lì sotto. E sopra di noi abbiamo questa bella pietrona. E qui, ragazzi, bisogna fare attenzione quando si cammina perché è molto facile scivolare e cadere, quindi raccomando la massima prudenza quando venite qui e soprattutto con attrezzatura adatta, abbigliamento adatto e scarpe da trekking, perché qui sono tanti turisti che arrivano qui con l'infradito. Ecco che ci stiamo avvicinando all'ingresso. Ok, guardate un po', spettacolo. Silenzio assoluto. Allora, qui c'è il sentiero, cioè il posto dove passare. Come si può vedere, là è aperto, c'è una cavità, infatti si vedono gli alberi. Nessun commento, perché qui ogni commento è superfluo, le immagini parlano da sole.
Allora, qui c'è il passaggio, noi adesso proseguiremo finché c'è luce, ma non penso che ci addentreremo oltre. Guardate queste cavità. Ho la torcia in macchina, forse ho sbagliato a non prenderla, però come vedete ci sono i faretti che illuminano il percorso. E qui il passaggio si fa via via più stretto. Vediamo fin dove possiamo arrivare. Guardate queste rocce. Osservate la volta. Allora, qua si scende. Come vedete, sono lucidissime, ma al tatto non sono bagnate. È umido naturalmente. Ok, facciamo un paio di metri avanti, perché qui... Allora, qui si continua a scendere. Stiamo attenti dove mettiamo i piedi, ma non credo che andrò oltre. Ecco, infatti qui c'è una... non so se si vede, c'è una fune. Ragazzi. Qui c'è una bella pozzanghera. Direi che non è il caso di scendere perché è bello ripido. Sentite i suoni. Sentite anche voi l'acqua.
Ragazzi, per arrivare lì e scendere giù ci vuole esperienza. Quindi, quando avrete la possibilità di venire qui, massima prudenza. Ecco, là ci sono degli anfratti che sono stati sicuramente visitati. Ok ragazzi, abbiamo fatto questa piccola esplorazione e ora ci dirigiamo all'uscita perché più avanti non posso andare. Ok, torniamo indietro. Stiamo attenti dove mettiamo i piedi. Che spettacolo! È tanti anni che non vengo qui. Ecco l'uscita. Stiamo attenti. Attenti sempre. Perché qua se ti fai male assolutamente non abbiamo neanche segnale del telefono, figuriamoci. Poi non c'è nessuno. È bellissimo ragazzi. Ok, andiamo verso l'uscita. Bene ragazzi, vi è piaciuta la piccola esperienza speleologica? Certo, non aspettatevi che mi introduca fino a giù, però volevo solo farvi vedere la bellezza di questo posto. Fantastico. Ecco, vi devo dire che uscire fuori mi dà un certo sollievo, non che ci siano pericoli all'ingresso, però è quella strana sensazione. Ecco qua, siamo fuori. Sì, bello, bello, bello. Chissà che un giorno riesca a fare una visita guidata, allora avrò senz'altro la possibilità di farvi vedere qualcosa in più, ma oggi voglio solo darvi una piccola anticipazione di questo spettacolo della natura.
Allora ragazzi, vi è piaciuto il posto? Mi raccomando, se avete la possibilità di venire qui, venite attrezzati, perché qui se cadi ti fai la bua. Ecco qui, scarponcini come minimo. Maestrale. Diamo un'altra occhiata qui intorno e ci salutiamo, amici miei. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Beh, mo che ende? Noi vediamo se salta la porta. Va bene, ti saluto intanto. Grazie. Via. Senti, io abbindate, Permanente. no che sono loco. Bello. Questo, che bello è. Gai. Ah, Beh, in buon'ora tanto. sta travolta tanto. Ciao. Saluto. E salute, ciao.